La gentilezza, vestita di sorrisi, conquista il mondo solo se sappiamo trasmettere la dolcezza di un gesto accompagnato dall'accoglienza di un'espressione sorridente. Ma è come in questo momento abbiamo bisogno tutti, ma proprio tutti, di riscoprire e coltivare quello che Marco Aurelio, filosofo e imperatore romano, definiva la gioia dell'umanità appunto la gentilezza. Già, perché se è vero che i suoi tanti contrari, dalla maleducazione all'insolenza, dall'arroganza a varie forme e gradazioni di violenza, avvelenano la vita, è certo che la gentilezza la arrotonda, la migliora e la rende più dolce per tutti, evitando così un grande spreco di rapporti umani. Che cos'è la gentilezza? La cosa più forte e più vera sulla gentilezza l'ha detta Goethe molti anni fa, con una frase che dovremmo tutti scolpire nella testa. È una catena che tiene uniti gli uomini. La gentilezza sembra solo un gesto da galateo, da buona educazione, da persone di mondo, ma questo è riduttivo. La gentilezza è un ingrediente essenziale per tenere insieme le persone, a qualsiasi livello, per non sprecare il patrimonio dei rapporti umani che possediamo, per vivere meglio con se stessi e con gli altri. La gentilezza, certo, è cortesia, essere educati, trattare bene le persone. Diciamo ai bambini di rispondere a modo, di chiedere per favore e scusarsi quando è necessario. Io credo che la gentilezza sia qualcosa di più. È sentirsi parte di una società, di un mondo e di una razza, quella umana. Essere gentili significa essere solidari nel cuore, saggi e pronti a donare. Non si tratta di un abito da indossare o di uno strumento che ci permetta di raggiungere determinati obiettivi. No, deve essere uno stile di vita, una mentalità. La gentilezza ha effetti benefici, non solo su chi la riceve, ma più ancora su chi la adotta come modus operandi. Mahatma Gandhi, politico, filosofo e avvocato indiano, è uno dei più grandi personaggi della storia, che ha fatto della gentilezza un modello di vita. Gandhi, piccolo grande uomo, riesce con le sue sole forze a sconfiggere il potente impero britannico e a realizzare il suo grande sogno dell'indipendenza del suo paese, con la forza sbalorditiva della non violenza, dimostrando che la forza di un singolo uomo può diventare la forza di un popolo intero. L'amore non conosce mai la paura. Gandhi dice: quando la misura della gentilezza si aggiunge alla forza, quest'ultima diventa irresistibile. Anche Madre Teresa di Calcutta ha parlato della gentilezza, addirittura per lei esiste il Vangelo della gentilezza. Siete gentili l'uno con l'altro. Preferisco che facciate molti errori nella gentilezza, piuttosto che miracoli nella scortesia. Non permettere mai che qualcuno venga a te e vada via senza essere migliore e più contento. Bontà sul tuo volto e nei tuoi occhi, bontà nel tuo sorriso e nel tuo saluto. Ai bambini, ai poveri, a tutti coloro che soffrono nella carne e nello spirito, offri sempre un sorriso gioioso. Dai a loro non solo le tue cure, ma anche il tuo cuore. Questo è quello che Madre Teresa diceva alle sue consorelle e che tutti noi dovremmo fare. Uno dei nostri difetti più comuni è abitare poco le parole, trattarle da gusci vuoti, come se fossero semplici suoni o segni grafici senza un contenuto. Esempio classico è il termine gentilezza, che indica un'attitudine, una qualità citatissima, ma non per questo molto praticata. Nella vita quotidiana e sui media sembra dominare l'aggressività, spopolano i violatori, vince chi riesce a zittire gli altri, al punto che il Papa, parlando di una persona gentile, la definisce un miracolo nell'enciclica Fratelli Tutti. Papa Francesco dedica al tema una riflessione ricca e profonda. La gentilezza, scrive, è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dell'ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall'urgenza distratta che ignora anche gli altri hanno diritto a essere felici. Papa Francesco vede nella gentilezza la qualità di chi sa condividere il peso degli altri e di chi è capace di incoraggiare, la ritiene un antidoto all'indifferenza. Che cos'è per te la gentilezza? La gentilezza per me è un atteggiamento che implica l'ascolto, il rispetto e la comprensione verso l'altro. Preferisci fare degli atti di gentilezza o riceverli? Preferisco farli, ma è pure piacevole riceverli. Racconta di quella volta che sei stata gentile. Cerco sempre di essere gentile nel quotidiano. Fare due domande. Per lei che significa la gentilezza?
Per me gentilezza è fare tipo qualcosa di buono, cioè delle azioni buone fatte da persone, tipo aiutare una persona che non riesce ad attraversare la strada, l'aiuti e per me è gentilezza. Ok, e una persona per le gentile? Il Papa. Ok, grazie di tutto. Arrivederci.